Ciao a tutti, bentornati in Neurobalance Podcast. Oggi ho il piacere di sedermi con una persona che ha scelto di riscrivere completamente la propria vita. Sono qui con Luca Gonzatto, che è nato nel 1988. Faccio una breve introduzione di Luca, così che tutti abbiano un po' idea di cosa si possono aspettare da questa chiacchierata. Che è nato nell'88 e per oltre 10 anni ha lavorato nel mondo finanziario e assicurativo, con tutto ciò che questo comporta. Sicurezza, stabilità, ma anche routine e disconnessione da se stesso. A un certo punto però ha avuto il coraggio di mollare tutto per inseguire qualcosa di diverso, la ricerca della consapevolezza. Un po' anche il topic di chi mi segue da molto, se mi seguono. Nel 2015 ha fondato insieme a Laura Sofia Cariolato Vidya Nam, realtà che ha portato in Italia grandi maestri internazionali nel campo della meditazione e della crescita personale. Dal 2019 affianca Daniel Lumera come amministratore unico dei percorsi My Life Design e ha creato l'Accademia Diana, la prima scuola professionalizzante in Italia per la meditazione e la respirazione consapevole. A gennaio del 2025 è uscito il suo primo libro, Chi si ferma si ritrova, che con ironia e leggerezza insegna a meditare senza diventare un guru. Un libro che ha già valso premi importanti, dallo Switzerland Literary Prize al trofeo Pegasus della città di Cattolica e che è stato selezionato dal Corriere della Sera nella collana Mente e Corpo in Equilibrio. Ma oltre ai riconoscimenti, quello che colpisce del suo approccio, Luca parla di meditazione e di lentezza con un linguaggio semplice, diretto e soprattutto umano. Oggi voglio scoprire con lui cosa significa davvero fermarsi per ritrovarsi, cosa c'è dietro la sua scelta radicale di vita e quali strumenti possiamo portare nelle nostre giornate per vivere con più presenza, leggerezza e amore. Benvenuto Luca. Grazie Alessio per questo invito. Mi sento veramente onorato di essere qui con te per dialogare, per esplorare insieme, senza la pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno, ma semplicemente condividere qualcosa che per me, così come anche per te, prima abbiamo dialogato, abbiamo visto che gli intenti sono molto comuni, ciò che per noi ha fatto la differenza per poterla mettere al servizio, chissà che arrivi qualcosa che magari quella consapevolezza, quel seme che in una persona possa germogliare. Quindi grazie. Sono sicuro che arriverà il risultato. E qual è la tua missione, Luca, dal momento in cui hai cambiato questa vita dal mondo finanziario a quella che è oggi? Poi magari facciamo un po' un deep dive in quello che è stato, ma qual è la tua missione? Se ce l'hai, penso che tu ce l'abbia, ma con questo podcast, con questa breve chiacchierata che faremo oggi, se c'è. Allora, diciamo che tutto è partito all'età di 17 anni, avevo 17-18 anni e mi ricordo che stavo facendo le superiori proprio nel mondo dei fiori perché figurati a quell'età lì non sei molto consapevole di ciò che accade nel mondo e cosa vuol dire anche guadagnarsi da vivere. Ma soprattutto cosa comportano certe scelte. Quindi a 17 anni una professoressa di italiano mi ha invitato ad una conferenza della LAV e ricordo che si era parlato del rispetto per gli animali sotto varie forme. E io mi ricordo di un incontro, erano tre incontri, un incontro dove si parlava di un aspetto etico che a me ha capovolto, cioè mi ha proprio portato in una crisi profondissima, avevo 17 anni. E perché lì, per la prima volta nella mia vita, mi sono reso consapevole di cosa accadeva, in questo caso negli allevamenti intensivi, ma non solo, di cosa comportavano le nostre scelte. Ho avuto proprio crisi, è come se mi fossi svegliato, se mi fossi reso conto che esiste la guerra, esiste la cattiveria, esistono tante cose. Non so come mai prima non mi ero mai reso consapevole di questo, però è accaduto quella sera. E lì ho avuto una depressione potentissima. Ricordo proprio i miei genitori e mia mamma che era super preoccupata. Mi aveva portato da uno psicologo, mi aveva portato da degli specialisti perché non riuscivo neanche a muovermi, stavo a letto, ero depresso. E ricordo che ho cercato di uscire da quel periodo attraverso più modi, leggendo, iniziando a studiare,
Però dentro di me c'era rabbia per quello che accadeva. Non parlo solo verso gli animali, parlo da un'ottica più Mm. ampia, proprio la violenza in sé. Non riuscivo ad accettare la violenza. E così sono passato alla rabbia. Poi quella rabbia è diventata determinazione. Ho detto, io comunque attraverso le mie scelte posso fare qualcosa, quindi ho fatto delle scelte personali sul modo in cui mi nutro, poi ho iniziato a fare volontariato e mi ricordo di un giorno, di una sera, in cui ero uscito, avevamo finito un salvataggio, pensa a te, di cani abbandonati in autostrada. Io da una parte ero felice perché eravamo riusciti a salvarli, e dall'altra mi sono detto, ok, ma cosa serve tutta sta cosa se poi chi commette quegli atti è a piede libero e continua a farli? E non si tratta di punire, si tratta piuttosto di lavorare sulla consapevolezza. E lì ho capito che se alla base non cambia la consapevolezza delle persone, cioè lo sguardo che li aiuta a uscire dalle logiche comuni dello sfruttare, di utilizzare ogni mezzo per raggiungere i propri fini personali, se non usciamo da quella dinamica lì, tutto questo continuerà a ripetersi in maniera ancora più grave. E lì, lo ripeto, ho capito l'importanza della consapevolezza. E ho fatto un salto nello studiare, nell'approfondire. Nel frattempo il tempo è passato, con Laura, come ben detto tu, ho fondato Vidiam, proprio perché la mia missione, quella che sento profondamente, è proprio quella di facilitare, aiutare le persone a osservare la vita da una prospettiva diversa, una prospettiva non comune, non guidata da logiche di mercato piuttosto che da anche dei condizionamenti ricevuti, magari non per malizia, ma che però ci portiamo avanti, perché attraverso questi condizionamenti noi ci muoviamo nel mondo. Ecco, è proprio qui che la meditazione, la consapevolezza, la lentezza ci aiuta a fermarci per capire cosa ci sta guidando. Non so se ho risposto Magnifico, alla sì. tua domanda. La consapevolezza era il centro, insomma, sì, era la risposta. Cos'è successo dopo che poi hai ripreso, diciamo, questa consapevolezza gradualmente di quello che stava accadendo, dai 17 in poi? Perché fammi capire com'è andata la transizione dal lavoro, quei 10 anni che hai fatto, a poi al mollare. Portaci un attimo su questa transizione perché penso sia importante poi per capire cos'è che fai oggi. Lì diciamo che è stato un percorso un po' travagliato perché avevo iniziato a studiare, ad approfondire, a leggere tantissimi libri, a fare 1000 ritiri, però la mia testa si stava riempiendo di tanti concetti perché sapevo tutto sulla carta, sapevo che cosa voleva dire karma, samadhi, sapevo cosa volevano dire gli stati superiori di coscienza, un milione di cose, però c'era un problema, non li avevo mai sperimentati. E questo mi ha portato comunque a lavorare, a produrre e ho fatto vari cambiamenti di lavoro perché pensa che ho iniziato a lavorare in cucina, poi in sala, ho lavorato in Italia, all'estero, poi ho cambiato, sono passato da un broker, poi dal broker sono passato in una compagnia assicurativa molto importante dove mi occupavo proprio anche degli investimenti finanziari e chiaramente lì hai degli obiettivi, non è che puoi dormire. Però, e mi piaceva anche quella realtà, attenzione, non ho voluto fuggire da quella realtà, perché comunque era una realtà dove sentivo che era giusta per la mia crescita. Però lì avevo il ricordo di quell'impegno che avevo preso nel diffondere la consapevolezza. Quindi, insieme a tutta l'attività professionale, avevo confondato con Laura Viviana. E insieme a questo, quindi c'era lavoro, poi c'era Viviana e poi c'era un altro aspetto, perché avevo iniziato la collaborazione con Daniel Lumera, quindi avevo di fatto 3 lavori. E ti lascio immaginare il livello di stress e di tensione, perché avevo iniziato anche a raggiungere insomma, tante persone, quindi non c'è solo il lavoro, non c'è solo Viviana, non c'è solo la collaborazione, ci sono poi tutte le persone che ti contattano, che ti chiedono, che vogliono collaborare, eccetera, eccetera. E lì ho avuto proprio una rottura, un burnout. Perché? Perché non avevo ancora reso tutte quelle conoscenze mentali, tutti quei libri in un'esperienza viva. Non avevo Mm. ancora trasformato tutto questo in una pratica. E lì, proprio nel periodo più nero, perché ho avuto un burnout molto intenso. Hai presente? Ti è mai capitato, Alessio, a te un burnout dove proprio ogni singola cosa ti crea stress? Non forse nel vero
detto così, burnout non lo direi, ma sicuramente ci sono stati momenti di stress alti, intensi, però non so se posso definirlo così, ecco. Però sì, l'ho sperimentato, certo, è un periodo di forte stress duraturo per molto tempo, sì. Esatto, e quindi io mi sono reso consapevole che stavo vivendo quello perché anche lì ero a letto, non riuscivo a muovermi. Mi ricordo che ogni singolo messaggio, ogni singola richiesta, anche delle più stupide, mi mandavano in confusione. Provavo una sofferenza dentro perché non mi sentivo proprio bruciato dentro, esaurito, se vogliamo usare delle parole. E esaurita eh, sarebbe la traduzione. Nonostante, esatto, nonostante io parlassi e diffondessi consapevolezza collaborando con scienziati e autori, quindi immagina un po' il paradosso, perché dici questo fa il figo, si parla ancora del 2020, questo fa il Mm. figo, però poi va in crisi, va in stress, depressione. E perché lì non avevo coltivato dentro di me una pratica costante che mi aiutasse a mantenermi in piedi nei periodi più neri. Ma perché non la E, sapevi? Non eh? sapevi che ci fosse, cioè, sapevi che c'era magari uno strumento che ti poteva aiutare, ma non la usavi per quale motivo? Cioè, qual era il problema lì? Bravo, hai colto il segno perché sapevo benissimo dell'importanza del fermarsi, del rallentare, della meditazione, però non l'avevo mai coltivata perché nella mia testa ho sempre creduto di essere una persona pigra, di essere una persona incostante e Mm. quindi magari provavo, facevo dei ritiri, pensavo di aver capito tutto, di camminare a 7 metri sopra il cielo e dire, ah, le persone che non meditano, non hanno capito niente. Ero anche molto, come dire, altezzoso in alcuni momenti. Però è stato in quel momento lì di debolezza, di fragilità che ho capito che non avevo capito, in Veneto si dice un'ostia, non avevo capito niente, perché tutta la conoscenza non serve se non la utilizzi. E lì mi sono ridimensionato, proprio detto, ok, partiamo dalle basi e ho iniziato a cercare di capire come allenare la costanza, perché un aspetto di cui parlo molto è che non è la tecnica che fa la differenza. Cioè tu puoi avere anche la tecnica più potente del mondo, quella proprio custodita in un monastero tibetano con i monaci che cantano Om Mani Padme Hum guardando la luna piena. Cioè tu puoi avere la tecnica più figo del mondo, però se non la utilizzi, che cosa ti serve? Ecco, e lì ho semplificato, ho detto, ok, mi do l'obiettivo di allenarmi ogni giorno alla pratica meditativa. Ci ho provato milioni di volte. Ho provato con i mantra, con i bhajan, con questo, con quell'altro. Poi ho detto, ok, semplifichiamo. Quindi semplicemente consapevolezza nel respiro, nell'aria che entra ed esce dalle narici. E poi ho scoperto che gli antichi la chiamano anapanasati, cioè proprio la consapevolezza del respiro. E lì ho provato, iniziando da 1 minuto, poi 3, poi 5, poi c'è stato lo scivolone, sono tornato di nuovo 1 minuto e poi 3 di nuovo, poi 13. Adesso, a distanza di anni, medito anche 40 minuti, un'ora ed è bello perché non è una cosa che voglio fare perché so che ho dei benefici, lo faccio perché mi piace. È lì il cambiamento. Quando tu fai una cosa perché ti piace, perché sai che in quel momento tu proprio giochi col tuo respiro, con la tua consapevolezza, non diventa più un fardello, che abbiamo già un sacco di impegni tutti i giorni, tutti quanti. Quindi questo. E poi ci sono anche altre strategie che un po' bizzarre che che ho adottato proprio per allenare la costanza. Tipo, qual è l'altra strategia bizzarra? Allora, qua se lo sente un meditatore esperto. Tu sei un meditatore esperto perché so che anche tu parli molto di meditazione, la pratichi. No, insomma, esperto secondo me, neanche l'esperto ti direbbe che è esperto, È vero, bravo. quindi in realtà no, non mi sento esperto, no. Allora, ho utilizzato un meccanismo di cui si parla molto, non è che ho inventato l'acqua calda, però anche nella crescita personale si parla molto, sai, dell'1% ogni giorno, Sì. poi anche si parla molto della dopamina, quindi ho cercato di utilizzare tutto il meccanismo della ricompensa, quindi tutto il piacere, a mio favore. Ho detto, ok, come faccio a legare l'attività meditativa con qualcosa che mi piace? E allora per allenare la Sì, costanza mi ero perché dato ovviamente non ti piaceva all'inizio, tu hai detto ti piace adesso, ma magari all'inizio
non ti piace? All'inizio facevo una fatica Ok, bestiale, poi magari ne parliamo un attimo, esatto. perché chiaramente sei lì e ti parte la testa, quindi magari vai fuori di testa, però lì bisogna fare un cambio di prospettiva, ma di questo Mhm. magari ne parliamo dopo. Sì. Ho detto, ok, se io riesco a meditare ogni giorno, alla fine della giornata mi do una ricompensa. Quindi avevo scelto una merendina che a me fa impazzire, cioè hai presente le merendine, Sì, quelle sì. comprate nel Natura sì che ti costano un rene? Ecco, ne ho prese tipo 66 e ho Oh. detto, ok, io la mangio, ok, io la amo quella merendina, la mangio solo quando medito. Quindi a volte non ti nascondo che nei periodi più neri meditavo per avere la merendina. Proprio in momenti in cui non ne avevo voglia, però questa cosa che sembra stupida, in verità mi ha aiutato a essere costante nei primi 2 mesi. E il mio cervello, grazie anche alla neuroplasticità, ha avuto modo di riplasmarsi, perché, come tu sai bene, le abitudini plasmano il nostro cervello, le nostre scelte, e si tratta di scegliere quali abitudini adottare e quali invece lasciare andare. E di questo, tra l'altro, ne parlo Ottimo. anche molto nel libro, perché per me è stato proprio lo spartiacque, perché di tecniche fantastiche ne avevo provate, avevo fatto un sacco di ritiri fighissimi, però nei momenti più neri non c'erano. Come sei arrivata a questa cosa del darti una ricompensa? C'era qualcosa che avevi letto o che avevi studiato? Oppure era un tuo intuito e dici, ok, guarda, facciamo questo, vediamo cosa succede. Guarda, allora è stata una cosa che proprio ho realizzato nel cercare una soluzione. Poi ho iniziato a studiare che cos'era sta cosa qua e ho visto che c'erano anche altri libri che ne parlavano, proprio del sistema, tipo, adesso non vorrei dire il nome sbagliato, però Atomic Habits, di Sì, James Clear, piuttosto che altri libri parlano del come consolidare le abitudini e ho visto sì. che questo era stato anche provato da altri. Quindi era una cosa che avevo esperito in prima persona proprio per trovare, per cercare una soluzione, ma su di me, non perché volessi condividerla. E poi l'ho ritrovata e ho detto, ma che figata. Non siamo L'ho poi dovuto così proprio dire. differenti, non siamo poi così differenti da altri animali, Luca. Cioè, Esatto. ultimamente sto guardando un canale YouTube, adesso non mi ricordo come si chiama il tizio, ma è un istruttore cinofilo, americano, molto famoso lì, adesso non mi ricordo come si chiama, ma sta facendo, cioè, il suo lavoro è addestrare i cani, diciamo, rabbiosi, tra virgolette, che abbaiano a qualsiasi altro cane o comunque attaccano altre persone, ovviamente c'è la ricompensa, no? Cioè, io ti insegno un qualcosa, ti do una ricompensa piano piano piano, i cani però imparano molto più veloce che gli esseri umani, questo è assurdo. Noi pensiamo di essere molto più intelligenti, no? Però impariamo molto più lentamente. Forse magari questa intelligenza a volte va anche contro di noi. Quindi quello che dici tu sulla ricompensa è studiato tantissimo. Quindi mi fa piacere che l'hai messo adesso a disposizione perché molte persone si rivedono in te, si rivedevano, cioè sono nel punto in cui tu eri perché mi dicono io no, non riesco a meditare. Oppure fanno le mie meditazioni, però se gli dico non mettere il mini audio, chiudi gli occhi semplicemente, ascolta il respiro, resistono 1 o 2 minuti e escono dalla meditazione secondo loro. Però in realtà è veramente una questione di pratica e mi fa piacere insomma di quello che hai detto. Ti ho interrotto, scusami, stavi dicendo qualcos'altro, Luca. Figurati, anzi, grazie per questo approfondimento perché lo trovo molto interessante. Tra l'altro, ti volevo chiedere, per te c'è un'abitudine che proprio hai sentito la differenza nella tua vita, nella qualità della tua vita? È scontato, anche per me è stata la Ah, meditazione. ok. Io più o meno alla tua stessa età, ai 17 anni più o meno, ho iniziato 18 a capire che c'era qualcosa che potevo fare a livello mentale, però non avevo praticato. Fin quando ne avevo poi 21 circa, forse, con lo yoga, e lì mi ha cambiato la vita, sì. Però non pensavo che fosse così potente, sinceramente, perché mi sentivo molto più focalizzato in quello che facevo e non l'avevo fatto perché ero in un burnout, ma l'avevo fatto semplicemente per una questione di interesse, di curiosità. Sono molto curioso in questo ambito, in questo mondo,
di wellness, fitness, salute, benessere, insomma. Quindi sì, anch'io direi la meditazione. Forse è anche il svegliarsi presto la mattina, ma questo lo so che per molte persone anche questo non va giù. E sì, quest'altra abitudine, non dico alle 5, anche perché prima ero molto, molto come un soldato, adesso però se riesco a alzarmi prima delle 6:30 sono contento. Wow, questa è una cosa che mi dovrai insegnare. Quindi Luca, com'era la transizione dal lavoro che facevi prima poi a questo? Perché mi hai detto, ok, mi arrivavano diverse richieste, perché poi ovviamente tu questa l'hai portata avanti, questa parte di consapevolezza, meditazione, ti sei immerso un po' in questo altro mondo, ti arrivavano tante richieste via mail o messaggi, ma ti arrivavano via quali strumenti? Dai lavori dal vivo? Portami un attimo su quella parte lì. Cos'è che stavi ingrandendo così tanto in quel periodo lì? Stavo praticamente, Vivianam si stava affermando, nel senso che stavamo organizzando eventi con relatori, quindi c'erano anche altri relatori che volevano che organizzassimo per loro. Quindi c'era quella parte lì, poi vabbè, il lavoro 8 ore, quindi ti lascio immaginare, con tutti gli obiettivi. Poi c'era l'altro, la collaborazione con Daniele Lumera, che lì ho iniziato quasi subito a gestire un team, quindi era un team di 6 persone, 7 persone, quindi ti devi stare dietro, capisci che arrivano da tutte le parti, poi anche le persone che magari avevano piacere avere una conversazione, magari per condividere, perché magari nei social a volte condivido anch'io qualcosa di me, magari qualcuno si ritrova, quindi vuoi da Instagram, vuoi da YouTube, vuoi da questo o quell'altro, ti contattano. E quindi proprio ovunque mi girassi, e più anche la relazione, avevo tra l'altro, ho la relazione, e ho la relazione che chiaramente anche lei chiedeva ascolto, cura, giustamente, anzi se ne stava anche andando perché non riuscivo più a Ah, parlare, non riuscivo, ogni volta che camminavo stavo pensando a quello che dovevo fare. È presente la presenza, essere presenti? Ecco, era l'opposto, proprio l'esatto opposto. Avevo tirato troppo la corda ed è lì che tutto è scoppiato. E poi la transizione, in verità, ho cercato di fare, avevo integrato la pratica meditativa, quindi perché il mio obiettivo non era mollare tutto e andare a Dubai e lavorare a bordo piscine, come fanno magari giustamente anche altri. Il mio obiettivo era mantenere quello che stavo facendo, che amavo, però con più presenza, con meno reattività, essendoci in quello che facevo, non reagendo. E lì poi lo stacco è stato abbastanza automatico perché ho capito che ok, mi piaceva il lavoro nell'assicurazione, Vigila mi piace, la collaborazione con Daniel mi piace. A un certo punto ho dovuto fare delle scelte anche a malincuore perché quel lavoro mi piaceva e quindi quando ho capito che riuscivo anche a sostenermi economicamente, quando ho capito che comunque quella lì era la chiamata della mia vita e mi sono chiesto, ok, ma se io dovessi morire, se fossi in letto di morte, cos'è che rimpiangerei? Rimpiangerei non aver coltivato vita? Sì, lo rimpiangerei. Ehm, rimpiangerei la divulgazione di quello che sto facendo? Sì, lo rimpiangerei. Rimpiangerei il lavoro nell'ambito assicurativo finanziario? Non così tanto. E lì l'ho lasciato andare. Ed è stato proprio un percorso molto graduale. Non è stata una cosa dall'oggi al domani. È stato, sono servito qualche anno. Sai perché pensavo invece fosse proprio uno sbalzo e dire, boh, adesso mollo tutto e cambio. Però no, anche questa cosa mi fa capire anche più di te, no? Che magari se uno che magari pondera delle cose, Sì, non è subito istintivo, no? E questo secondo me è un grande vantaggio comunque, molte volte. A volte può essere anche un senso di procrastinazione, cioè sì. perché anche questo potrebbe dire, ok, magari aspetto perché ho paura, chissà che magari dall'altra parte non riesco, insomma, a ricevere un income, però, insomma, questa cosa qui mi fa molto piacere che hai fatto questa transizione. Volevo agganciarmi alle nuove consapevolezze che ho visto nel tuo libro e mi sono agganciato a un tuo video YouTube su questo che mi hanno colpito perché se andiamo a dire su queste nuove consapevolezze ci agganciamo anche a quello che magari
chi mi segue sul dolore cronico, che magari soffre di dolori persistenti o sintomi persistenti, si rivedrà in ognuna di queste nove. Non so Luca se tu lo sai, ma ci sono delle personalità molto simili a chi soffre, per chi soffre di dolori persistenti o sintomi persistenti. Non parlo solo di ansia o di stress, perché questo è molto comune, ma se andiamo su dolori persistenti, esempio emicrania, cefalea tensiva, sopra i 3-4 mesi, oppure mal di schiena sopra i 3-4 mesi. Questo non lo dico solo io, cioè, ovviamente io lo vedo dal punto di vista clinico, nel lavoro che faccio, vedo queste similitudini, ma anche dal punto di vista scientifico sappiamo che ci sono delle personalità molto molto particolari e molto simili. E queste nuove consapevolezze che tu hai scritto sono spot on, come si dice in inglese, no? Eh, Vuoi che andiamo su ognuna di queste e poi magari possiamo fare un piccolo, Sì. su qualcuna possiamo entrare magari un po' più in dettaglio, ma sono sicuro che in realtà sono tutte valide, non ce n'è una più o una meno. Le nuove consapevolezze che Luca ha scritto è bisogno di approvazione altrui, questa è la prima. Magari su ogni cosa ti sei rivisto anche tu, o magari è qualcosa che tu hai notato in altri. No, questa è proprio una cosa che ho vissuto totalmente, Tu, totalmente. il bisogno di approvazione altrui, questa cosa la trovi, la noti ancora adesso? Sì, allora è un lavoro costante. Queste sono proprio le nuove consapevolezze che la pratica meditativa mi ha aiutato a, uno, vedere e due, a lasciare andare. E attenzione, non è una cosa che raggiungi e poi basta, acquisite. È come Goku quando diventa Super Saiyan secondo livello e basta, è Super Sì. Saiyan di secondo livello per sempre. È una cosa da continuare a rispolverare. Perché? Perché la pratica meditativa ti aiuta innanzitutto a osservare cosa si sta muovendo dentro di te, perché ci terrei molto a dirlo prima di entrare nel vivo di questo argomento affascinante che hai toccato. Il punto non è non pensare, attenzione, il punto è non inseguire ogni emozione, ogni pensiero che ci sorge. Quindi tu sai che questa cosa esiste, la lasci scorrere, la lasci essere e semplicemente ti porti all'ancoraggio. Se stai praticando la meditazione, ad esempio può essere il respiro, un punto del corpo, un suono, dipende da che tipo di meditazione stai facendo. Questo lavoro costante che stai facendo ogni giorno, che quindi ti aiuta anche un po' a spolverare i mobili interiori, perché immagina di avere una casa, hai dei mobili, se non li spolveri ogni 2 o 3 giorni, che cosa succede? Si riempiono di polvere, così anche un po' la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Se non continuiamo a lavorarsi costantemente, ma non dico che deve essere una fatica, deve essere anche una gioia. Quindi se anche ogni giorno ci mettiamo lì a spolverare, ritornano. Quindi queste nuove consapevolezze è qualcosa che ho proprio notato. Il bisogno di approvazione altrui nasce dal fatto che ho visto nell'ascolto profondo che tante cose che facevo, tantissime, erano proprio per non deludere gli altri, perché gli altri pensavano che io ero una persona sempre performante, allora non potevo permettermi di non essere una persona performante. Io mi ricordo di un giorno in cui non avevo voglia di meditare, ma ho detto, vabbè, dai, mi metto lì e medito, anche un minuto. E mi ricordo che in quel giorno mi ero dimenticato di silenziare le notifiche del cellulare. Ebbene, un minuto che cosa è successo? Il mondo ha iniziato a chiamarmi, voleva chiedermi cose, eccetera, eccetera. E io, anziché rispondere allo stimolo di prendere in mano il cellulare e rispondere, correndo, facendo il crocerossino ovunque, ho detto rimango qui, nel silenzio, lascio che il cellulare vada. E ho visto che il bisogno di rispondere subito non era dato solo dall'aiutare gli altri, perché magari stava accadendo qualcosa, ma era da quell'esatto meccanismo che ti dicevo prima. Cioè che se non rispondevo non ero una persona performante. Se non sono performante mi possono licenziare. Se mi licenziano non ce la farò mai. Non ce la farò mai perché? Perché dentro di me c'è il sentore di essere una persona incapace, che non vale, che non è all'altezza delle situazioni. Quindi tutto questo lavoro interiore mi ha aiutato proprio a vedere queste cose e notarle quando emergono, quando una persona magari si aspetta da qualcosa da me. Mi accorgo che è un'aspettativa dell'altra persona, che il mio valore non dipende dalle aspettative degli altri e vado avanti. Ecco, questa per me è stata una delle 9 consapevolezze più grandi. Ottimo. La seconda è le aspettative irrealistiche, che ovviamente si collega alla prima, secondo me, è la paura di non essere abbastanza. Esatto, questa è nata proprio
dal sentore che comunque le persone, la società, il datore di lavoro, i colleghi vorranno sempre di più. Tu raggiungi 10, vorranno 13, raggiungi 13, ne vorranno 18. Questo è proprio sinonimo, sintomo di una società malata della performance e non sono purtroppo le persone che lo scelgono. Sono state abituate così, sono nate così, quindi come fai anche a giudicarle? Ecco, l'essere consapevole di questo, che comunque il mondo si aspetterà sempre tanto, ma che non è non è nella tua responsabilità di vita accontentare sempre tutti, ti alleggerisce un sacco. Assolutamente, infatti questa pressione che ci mettiamo addosso anche su di noi, ma al di là di quello che ci chiedono gli altri, è una delle problematiche di sintomi persistenti possono andare avanti fin quando non c'è quella consapevolezza. Però Assolutamente. Tre, relazioni tossiche e manipolative. queste le ho viste proprio chiaramente. Ho iniziato proprio perché prima ero un po', cioè mi lasciavo un po' intortare, nel senso che, sai, la fiducia, se tu sei una persona onesta, sincera, ti aspetti che anche le altre persone siano così. Se invece sei una persona che mente sempre, allora ti aspetti che tutti ti mentano. Quindi mi sono reso consapevole che purtroppo le cose non vanno sempre così come era nel mio mondo fatato di prima di 17 anni, che quindi ho iniziato a vedere proprio quando le persone ti vogliono manipolare, ma soprattutto ho iniziato a vedere quando io mi automanipolo, perché l'automanipolazione è pericolosissima, noi non ce ne rendiamo Cosa conto, perché tante intendi? volte Fammi un noi... esempio. Eh? Fammi un esempio di Eh, automanipolazione. ad esempio, a volte ci si finge di essere delle persone che non si è per accontentare gli altri. Ad esempio, anche magari tante uscite che si fanno, non so, il sabato sera, il venerdì, che magari le fai per non sentirti escluso dalla società. Lì ti stai, non solo forzando, ma proprio ti stai manipolando che il tuo essere è così, che devi sempre uscire, che devi avere questo, che devi fare quell'altro. Accettare quello che si è, senza nessun tipo di come dire, di timore nell'esserlo, cavoli, anche questo ti alleggerisce tantissimo, perché non sei più che tu che devi aderire a delle dinamiche esterne. Cioè, è certo, a volte dei compromessi servono, però è proprio essere talmente presenti da dire, ok, io sono così, il mondo in qualche modo si adegua. E poi c'è un altro aspetto molto importante, che è quello che Melz definisce un po' l'autoritratto mentale ed è molto bella questa teoria qui, perché questo dice che ognuno di noi si muove nel mondo con una sorta di autoritratto mentale, fatta dei nostri schemi, dei nostri condizionamenti. Il problema è che noi ci basiamo sull'idea che abbiamo di noi con un autoritratto che magari avevamo fatto a 18 anni e magari adesso ne abbiamo 46. Capisci che sono passati tanti anni e non sei più quella persona di un tempo. Quindi ripulire quell'autoritratto mentale. Piccolo break prima di continuare con il video. Se soffri da cervicalgia persistente, probabilmente noterai che i sintomi e il disagio va verso a volte il mal di testa, senso di sbandamento, magari forte ansia. Questi sono tutti sintomi di un sistema nervoso ipersensibile. So quanto è difficile risolvere queste situazioni, soprattutto se non hai strumenti adatti e se stai guardando questo video, il mio canale, sai che è possibile con degli esercizi, con una strategia mirata, mente-corpo. Sto aprendo delle posizioni da oggi in poi per persone che hanno questi sintomi e vogliono iniziare un mini percorso con me di 5 giorni dove ci vediamo una volta al giorno per 5 volte e ti do una guida su come risolvere queste problematiche. Questi 5 giorni sono unicamente per persone con cervicalgia e sintomi legati in questa zona del corpo. Se sei interessato o interessata a saperne di più, candidati su link che trovi qui sotto in descrizione e vediamo se posso essere di aiuto per il tuo caso in particolare. Il contributo è un contributo basso rispetto ai miei programmi, ma è per farti vedere che se iniziamo un percorso anche piccolo di strategia mirata per la tua problematica e personalizzata appunto per la tua persona, riusciamo insieme
a risolvere una problematica che magari ti porti dietro da anni e riusciamo a risolvere una situazione che ti dà tanto disagio oggi. Vai nel link in descrizione e per adesso ti lascio guardare lì il video che stai guardando prima. A presto. Per riscoprire quello che si è veramente, in modo autentico, puro, incondizionato, cambia tutto, libera un sacco di energia. Possiamo dire che sia più anche l'identità, no? L'autoritratto, la nostra identità, che questo anche confermo, lo vedo spessissimo. C'è un'identità che è rimasta indietro di quando c'è stato un trauma o magari prima del trauma, rimasta quando era bambina o bambino la persona, quindi assolutamente concordo in quello che dici. È bella Eh, questa cosa che hai detto, quale? questa dell'identificazione con la ferita. Tu Col trauma. lo ritrovi sempre? Cioè, sì, Spesso? lo ritrovo spesso, anche se poi bisogna stare attenti quando parliamo di trauma, perché per le persone pensano che ci debba essere per forza stato un evento. Invece il trauma non è solo un evento, può essere anche stato un periodo traumatico, che possiamo dire che è un periodo stressante, che molte volte va ad agire, quel periodo stressante, in periodi in cui noi siamo molto suscettibili o meno preparati. Esempio appunto in adolescenza, quando non siamo ancora molto formati, siamo molto suscettibili con quello che ci hanno detto i genitori, con quello che ci dice la società, i nostri amici. C'è quasi sempre, dico, più del 50-60% dei miei pazienti o clienti ha un passato traumatico, o un evento molto chiaro, in quel caso sarebbe un incidente, un lutto, e poi il sistema nervoso da quello è andato, diciamo, a una velocità ulteriore che non può essere sostenibile e lì nascono tutti i sintomi. Quindi quell'identità però oggi, dopo magari 3 anni di sintomi, quell'identità è rimasta uguale. Cioè il sistema nervoso è rimasto ancora con l'identità, io devo proteggermi, io devo fare questo, io non sono buono a nulla perché c'è stato questo. Bisogna fare un cambiamento radicale di identità. Sicuramente la pratica meditativa ti fa capire molto di qual è la velocità, in quale marcia stai andando in questo momento. Dico spesso che il sistema nervoso, quando è in quello stato di fare, ma non riesce, l'acceleratore è pigiato giù e anche il freno è pigiato giù, insieme. Quindi lo vedo al 100% delle volte perché alla fine io la faccio solo questo, cioè faccio questo di lavoro, mi specializzo in sintomi persistenti, quindi quello che hai detto, vedi, è super calzante. Wow, è straordinario, grazie veramente per averlo condiviso. Tra l'altro mi ricordi una storia zen che amo molto, che è un racconto, è stato un insegnamento del Buddha in verità, che poi è diventata una storia zen, che è proprio quella della doppia freccia. Che Ah, non la dove per conosco. doppia freccia non intendo quella delle macchine, anche se molti adulti dovrebbero ripassarla. È proprio la prima freccia è il dolore che accade, è inevitabile. Qualcuno lo chiama karma, qualcuno lo chiama destino, qualcun altro lo chiama sfiga. Chi lo sa? Mm, Accade. Un incidente, la fidanzata ti lascia, il lavoro ti licenzia, eccetera, eccetera. Poi c'è la seconda freccia, che è quella mentale, è il continuo rimuginio, tutta la storia che ci facciamo attorno. E il problema, diceva il Buddha 2500 anni fa, quindi non è che siamo cambiati così tanto, è che la seconda freccia tante volte fa più male della prima. Quindi la pratica meditativa ti aiuta proprio a, uno, distinguere ciò che è accaduto da ciò che accade invece nella tua testa. Due, essere consapevole, notarlo e lasciarlo andare. E poi tre, portare anche gratitudine. Ok, è accaduto questo, ma magari tra 10 anni tutto questo si può trasformare in qualcosa che adesso non capisco. Ripenso ad esempio a mio padre che ha avuto un incidente gravissimo, però ha avuto sempre la forza di non rimanere attaccato a quell'identità. È andato avanti, ha iniziato a interessarsi anche lui, sebbene era assolutamente contrario a tutti questi argomenti, alla consapevolezza, ha iniziato a leggere Tiziano Terzani, quindi ha avuto una seconda rinascita grazie a un incidente. Ecco, questa storia a me ogni volta mi lascia inebriato perché cavoli dovremmo capirla. assolutamente. Quindi la seconda freccia in questo caso che è quella, diciamo, più dannosa, non è la prima. Bravo.
Ok, questo ci dice tanto su tante cose che ci accadono ogni giorno, no? Qualche giorno fa sono andato a prendere la bici sotto in cantina perché dovevamo andare io e la mia ragazza a fare un giro e tutte le due bici con davanti la ruota davanti erano bucate. Tutte e due. Cioè dico, ma quale cavolo di sincronicità è questa? Cioè, qual è la possibilità di andare giù in cantina e avevi già usato la bici un giorno prima, 2 giorni prima, cioè non era qualcosa che non ho usata da tanto, in 2 giorni differenti tra l'altro, quindi non è che potevamo pensare, ah, siamo andati in quel posto insieme e abbiamo bucato proprio lì. No, ho guardato, c'erano due bici bucate, cioè due ruote bucate, e in quel momento la prima freccia. Cacchio, ho detto, ma perché doveva succedere adesso? Siamo in ritardo, sono le 11 di pomeriggio, c'è un caldo bestiale, dobbiamo andare a fare un giro, stiamo perdendo tempo. Ho detto, vabbè, niente, basta, non ci andiamo oggi, ovviamente. Le seconde frecce arrivavano, no? Le seconde frecce arrivavano nelle ore successive, fin quando ho detto, ma forse questa cosa era successa perché avrei potuto, uno, andare incontro a qualcosa di negativo, oppure due, avrei dovuto conoscere una persona che non avrei potuto conoscere quel giorno lì. Non so, ora non ho fatto poi diciamo, l'analisi dopo, però riprende un po' quello che hai detto tu, cioè quante persone pensano, ah, mi sono fatto male perché quel giorno non dovevo andare in palestra, ma quel giorno lì, cioè, potrebbe essere sia casualità come non potrebbe essere, dipende dalle seconde frecce che oggi ti stai buttando addosso. Quindi grazie per l'aneddoto Zen, che tra l'altro ne hai diversi nel tuo canale. Ho notato che no, non ogni, però ogni tuo episodio ha un aneddoto, ha una storia. Sì, Bello, bella come cosa, ottimo. grazie. Eravamo al punto 4, paura del cambiamento, sono 9 per chi si sta dimenticando quanti erano. Paura del cambiamento e controllo ossessivo. Guarda, sono 9, però quando ho scritto il libro erano 9. Adesso che è passato un anno e mezzo da quando l'ho scritto, Esatto. l'ho pubblicato nel 2025, sono diventate 15 le cose. Ok, allora arriviamo comunque a 9. Sì, sì, sì. No, esatto, le paure del cambiamento, vado breve per non anche stancare gli ascoltatori, però il cambiamento è l'unica cosa che esiste. E il Buddha ce lo insegnava e lo chiamava impermanenza. Tutto nasce, tutto cambia, tutto muore. La nostra sofferenza molte volte nasce dall'opporci a questo cambiamento. Pensa a quante volte magari anche una relazione alla quale tieni molto. Può accadere nel tempo che le due persone cambiano, aggiornino il loro autoritratto mentale e magari si sceglie in maniera molto, magari una persona sceglie di cambiare, di passare ad altro. Ah, ok, ci sta, però il nostro esserci ossessionati dal fatto che quella relazione doveva durare per sempre, oppure non accettare la morte, ad esempio, dei propri genitori, dei propri cari, ci crea una sofferenza bestiale ed è potente perché sempre il Buddha parlava di tre veleni della mente che ci portano tantissima sofferenza. Il primo veleno è l'attaccamento, l'attaccamento alle situazioni, il non accettare quelle situazioni. Il secondo è il desiderio. Ad esempio, ho 100 euro sul conto, arrivo a 100 euro, ne voglio 10.000, arrivo a 10.000, ne voglio 100.000. Siamo costantemente drogati di desideri, ma desideri che non ci portano alla nostra vera natura, che ci portano sempre fuori. E poi c'è il terzo veleno, l'ignoranza. L'ignoranza, attenzione, non si intende sapere qual è la capitale del non so neanche pronunciarlo, Kazakistan, ecco. È, l'ignoranza, secondo la prospettiva antica, è il non vedere le cose così come sono, cioè osservarle attraverso i filtri della nostra mente, attraverso la nostra storia, mentre la saggezza è il vedere le cose così come sono, la visione profonda. Ecco, questi tre veleni ci condizionano, creano una grandissima sofferenza. Quindi accettare il cambiamento ci libera enormemente. C'è una frase che mi ricorda quando penso al cambiamento, che non c'è nulla di costante se non il cambiamento. Esatto. Quindi tanto vale, bisogna comunque andare avanti. Perfezionismo numero 6, questo me lo sento proprio tanto mio, questo perfezionismo. Tu sei un po' perfezionista, Luca?
Alcune cose sì, ad esempio nella pratica io ero entrato nell'esercitare la pratica costante meditativa, ero entrato in un perfezionismo colossale, nel senso che tante volte magari non meditavo perché magari non avevo il mio cuscino, a me è Mm, capitato anche questo, oppure non meditavo perché avevo 12 minuti, oppure non meditavo perché non mi ricordavo se dovevo ispirare dalla bocca o ispirare dal naso, insomma mille cose. Poi ho capito che tutte queste sono scuse che ti allontanano dall'obiettivo. Quindi meglio un imperfezionismo perfetto, perfetto legato alla tua natura, che un perfezionismo legato a degli standard inarrivabili. È chiaro che arrivare a un ideale perfetto può essere una strada, però quell'ideale perfetto non deve essere l'ostacolo, deve essere il motore. Quindi rendersi consapevoli della propria imperfezione, perché tutti siamo imperfetti e perfetti allo stesso tempo, ci aiuta a familiarizzare con il naturale scorrere delle cose, che a volte vanno contro i nostri piani. Quando pensi alla perfezione, quando penso alla perfezione, penso a quelle persone appunto che mi dicono non riesco a meditare, Eh, no? Perché pensano che magari la meditazione sia un qualcosa di lineare, qualcosa di se lo faccio bene lo faccio, se no non lo faccio. E questo è il senso di perfezione, no? Non so se noti anche, se avevi mai pensato a questo, che il senso di perfezione, chi ha questo senso di perfezionismo ha anche molte volte una mancata autostima. E questo quando l'ho notato, ho fatto un'autoanalisi e ho detto, ha senso. Perché se tu hai una grande autostima di te, dici io sono sicuro di quello che faccio, poi non devo pensare sempre al dettaglio. Poi è vero che uno vuole fare qualcosa di bello, di buono, di potente. Immagino magari tu nei tuoi libri, no? Nel tuo libro, l'ultimo che hai scritto, che poi ci voglio arrivare dopo questo nono, dopo il nono, la nona consapevolezza. Cioè, tu hai notato che quel libro potevi farlo comunque meglio di quello di come l'hai fatto, oppure no? Guarda, anche nella scrittura del libro c'è stato questo problema che tu hai detto bene, perché a un certo punto mi sembrava di non sapere abbastanza. Poi a un certo punto ho detto, ma io faccio sta roba per insegnare la meditazione alle persone o lo faccio per condividere quello che per me ha fatto la differenza? Ho scelto la seconda, quindi magari è imperfetto in alcune parti, Sì. però va bene così, perché altrimenti, cioè, conosci ad esempio delle persone che se non hanno la fotocamera da 10.000 euro con tutta la attrezzatura, non hanno letto ogni singolo Sì. dettaglio, non scattano una foto. Ce ne sono una marea. E quello che hai detto tu riguardo alla mancanza di autostima è essenziale e vero, perché tu non riesci ad accettare la tua imperfezione a volte, non parlo di te, parlo in generale, non si riesce proprio ad accettare la propria imperfezione perché si hanno delle aspettative troppo alte, quindi ci ricolleghiamo ai primi punti, lasciare andare le aspettative esterne, ma soprattutto lasciare andare le aspettative interne, perché alla fine quello che conta quando saremo nell'entro di morte non sarà se abbiamo completato perfettamente il business plan, se abbiamo meditato sempre perfettamente allineati con tutte le stelle e i pianeti. Conta quanto ci siamo divertiti in quel respiro, in quegli sbagli, in quelle cadute. Conta questo. Grazie per questo. È un qualcosa che tendo sempre a non parlarne del perfezionismo in tutto, però penso che nella meditazione in questo campo sia super, super importante perché molte persone secondo me non iniziano neanche perché non pensano a questa cosa qui. Quindi il numero 7 è il senso di colpa e rimpianti. Che senso di colpa hai avuto, Luca? C'è un senso di colpa che ancora magari Mettendo hai? che io mi sento in colpa anche se una capra cade in Nuova Zelanda e si fa male, quindi ho proprio un senso di colpa enorme. Io mi sentivo in colpa perché mi prendevo quei 10 minuti ogni giorno, quindi quei 10 minuti non stavo lavorando, non ero bravo con la mia fidanzata, non ero utile, non ero socialmente utile. Lasciando andare questa cosa qua, o meglio, osservando, vedendo che c'era quel senso di colpa, che magari acceleravo la pratica per poter stare con Laura, per poter stare al lavoro, per poter rispondere. A me mi ha dato leggerezza, ma soprattutto mi ha aiutato a realizzare quello che i taoisti chiamano Hu Wei, cioè fare senza sforzo. È un concetto, dal mio punto di vista, bellissimo, perché nel fare senza sforzo
tu non stai forzando, non ti stai costringendo a fare le cose. Tu fai le cose con un senso di colpa perché? Perché è il sentire che dovresti fare altro, perché magari ti senti egoista nel dedicarti alla tua salute mentale, psicologica, fisica. Però osservare tutto questo ti aiuta ad andare oltre, a dire ok, io faccio sta cosa qua, ma non mi sforzo. Lascio che magari ci sia quel senso di colpa, lascio che ci sia quel sentirmi inadeguato. C'è, esiste, non è che posso nasconderlo sotto un divano. Semplicemente ci rimango in mezzo. E quindi nella pratica meditativa, quando sento in me emergere un senso di colpa per qualsiasi motivo, lo lascio essere, lo lascio esistere. Non cerco di sostituirlo con un pensiero positivo, perché questo vuol dire soffocarlo, vuol dire reprimerlo. Lo lascio essere e rimango lì. E lo vivo, lo sperimento, lo respiro. E lascio che questo diminuisca, perché è un po' come, ogni tanto lo racconto, un po' come tu guardavi Harry Potter, hai letto Harry Potter? Sì, 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 l'ho Ok. guardato. Hai presente quando nessuno voleva chiamare Voldemort col suo vero nome? Tutti lo chiamavano tu sei chi, finché a un Ah, certo punto Harry Potter lo chiamò col suo vero nome, lo chiamò Voldemort. E questo ha avuto una potenza incredibile perché tante volte nel non nominare le nostre emozioni, non nominare, non voler vedere i nostri sensi di colpa, cosa facciamo? Li ingigantiamo. Però nominarli, osservarli, sentirli attraverso la pratica meditativa ti permette di ridimensionarli. Non li andrà a guarire, non li andrà a illuminare, semplicemente le porti consapevolezza, sai che esiste, sai che ha quel nome, quella forma e naturalmente si scarica. wow, questa cosa è... Guarda, noto che il tempo sta diventando sempre meno. Questa cosa che mi hai detto della consapevolezza su qualcosa che è, tra virgolette, negativo, che però non lo fa annullare, ma lo fa esprimere, è poi veramente quello che negli ultimi 5 anni del mio lavoro, quello si potrebbe, in quello si potrebbe racchiudere, no? Veramente, perché anche se tu pensi al sintomo stesso di un dolore, si evapora attraverso la consapevolezza. Ho scritto anche un libro, si chiama Il potere della consapevolezza. Ah, che bello, allora lo devo Eh, leggere. e infatti è proprio lì. Ho visto un video che avevi fatto che ti era arrivata l'edizione. Ok, ok, sì, sì, è Sì, vero, è sì, vero, è è vero. da poco Sì, anch'io, sì, anche sì. l'ho scritto da poco. Cioè, meglio, era la nuova edizione da poco, poi l'ho iniziato a scrivere quando ero in università. Tra l'altro, questa cosa qui che mi dici del non pensare positivo necessariamente, va un po' anche contro varie scuole di pensiero della psicologia. C'è la psicologia che ti dice no, dobbiamo subito vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto, no? Però per molte persone quel vedere sempre mezzo pieno va a coprire tante cose del passato e di se stesso. Io ero uno di quelli perché ho sofferto di dolori persistenti e coprivo costantemente le mie arrabbiature, le mie irrequietezze e anche con la meditazione, perché pensavo che la meditazione fosse qualcosa che mi doveva tranquillizzare, mi doveva lasciare vuota la testa. L'avevo fatto talmente con la mancata consapevolezza che anche la stessa pratica, che può essere magnifica, non mi curava le mie irrequietezze. Perché fin quando ho detto io se non sento le mie irrequietezze, le lascio andare, non svaniscono. Infatti, poi l'ho capito molto più tardi. Ok, Luca, andiamo su quell'altro. Posso Eh, dire una cosa sì, su certo. questo? No, grazie per aver sollevato questo punto, perché bisogna fare attenzione, estrema attenzione a teorie come, non voglio mancare di rispetto, sia chiaro, però ad esempio il pensiero positivo forzato, in certi contesti può essere utile perché ti aiuta a non navigare, stare nella melma, però non puoi, cioè non si può sostituire ogni pensiero col dire devo essere positivo, volemo bene. Pensa che 2500 anni fa, sempre il Buddha, scusa, mi riferisco a lui non come una religione, ma come proprio una persona che si è Chiaro. realizzata e ha insegnato agli altri esseri come liberarsi dalla sofferenza. Aveva identificato diversi condizionamenti, il corpo, le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza. Ed è molto interessante perché lui parlava di semi di deposito, ovvero noi, dentro di noi
Immagina un giardino, ok? Ci sono tanti semi, quindi c'è il seme della rabbia, della gioia, della felicità, della realizzazione, dell'odio, del rancore. Ci sono tutti questi semi dentro di noi. Sta a noi scegliere cosa annaffiare, perché se tu annaffi tutte, cresce il casino. Se invece tu tramite la pratica annaffi i semi della pace, della serenità, ok, magari bagnerai anche quelli della rabbia e magari crescono anche loro, però non è che vai a estirparli, cerchi di coltivare dei semi più positivi che ti fanno star bene. È essenzialmente questo, cioè riconoscere che in noi c'è tutto, tutto, potremmo essere dei potenziali serial killer, cioè posso esserlo io così come puoi esserlo tu, però sta a noi scegliere attraverso le nostre abitudini, attraverso il nostro contesto sociale, attraverso le nostre scelte, ma attraverso anche i passi che facciamo ogni giorno nella vita normale. Volevo solo dire questo, scusami. No, no, tranquillo, anzi, grazie per quello che hai detto. E abbiamo altri due punti. Questi sono l'attaccamento alle cose e alle persone e l'ansia del futuro e il rimuginio del passato. Quali delle due senti di più tua? Allora, L'attaccamento alle cose e alle persone o sentivi più tua? O l'ansia del esatto, futuro? sicuramente l'ansia per il futuro, il rimuginio per il passato è una cosa che non è sparita, eh. Mi piacerebbe dirti, guarda, adesso sono realizzato, non ho più niente, però in verità ce l'ho ancora. Però rispetto a prima, se prima mi facevo proprio trascinare da quell'ansia, da quel turbamento, adesso lo noto e rimango lì. Infatti c'è una bellissima metafora che mi piace molto, che è quella del tornado. Noi viviamo una vita vorticando nel ciclo del tornado attraverso le emozioni, i pensieri, le preoccupazioni. La pratica della consapevolezza, della meditazione ti riporta proprio al punto fermo di quel tornado che è vuoto, è silenzioso, tutto attorno vortica, però quel punto rimane stabile. Ecco, la pratica della consapevolezza, della meditazione ti aiuta a spostarti dal vorticare del tornado al punto fermo. È un lavoro costante che dobbiamo fare. È un po' anche quello che gli psicologi chiamano locus of control, cioè locus of control esterno, dove tu attribuisci la responsabilità delle cose a fattori esterni. Ma ad esempio, sbatti contro un muro ed è colpa del muro che si è mosso, cioè per dirti un esempio stupido. Invece il locus of control interno ti porta alla consapevolezza che se hai sbattuto contro quel muro è una tua responsabilità, che sei tu che non hai guardato bene. È proprio questo. La prognosi cambia infatti molto. In una prognosi medica o anche fisioterapica, questo locus of control è una delle prime cose che si va a, a analizzare nelle domande per capire qual è la previsione, se è una previsione positiva o una previsione che va alla cronicità del sintomo. E infatti quando dici noto che infatti tutte quelle persone che mi hanno seguito, che ho seguito io personalmente uno a uno, quelle che poi sono arrivate alla guarigione, tra virgolette, sono quelle che avevano un locus control molto molto interno. Sì, quindi È la bella notizia che ci si può allenare, esatto. nel senso che è un allenamento costante, è un muscolo, quindi diamoci la possibilità di allenarci. Tu Luca sei un sognatore, ho visto un po' della tua biografia sul tuo sito e sei un sognatore, un gran sognatore. Questa ansia del futuro, cioè come agisci su sogno tanto in grande, però poi ho anche paura che se non lo realizzo non sono abbastanza o non ho raggiunto quello che volevo. Come navighi questa cosa? Perché io la vedo in me molto. E infatti ho anche paura a volte a sognare in grande, proprio per questo. Grande, bella domanda. Mi piace molto questa domanda, grazie. Sono una persona molto, cioè sogno un milione di cose, dal fatto che vorrei la pace nel mondo al fatto che mi piacerebbe diventare questo o quell'altro. Sogno, semplicemente, e a volte mi do la possibilità di inseguire quei sogni. Ad esempio, lo scrivere il libro per me è stato un cambio perché prima lavoravo un po' dietro le quinte. Il libro mi ha portato proprio a espormi, a essere in prima persona. E a volte la mia mente, il mio ego, tende a ingigantire perché arriviamo a questo e voglio qualcos'altro.
Quindi quello che faccio è rendermi sempre la stessa parola, consapevole. Rendermi consapevole di cos'è che vuole veramente la mia natura, cioè quello che proprio mi fa vibrare l'anima, che dico, wow, sono felice di fare quello che sto facendo, di camminare queste parole, di camminare queste respire, di essere questi sogni. Quindi quello alla dire io voglio fare questo per ottenere quell'altro. Ecco, quando io mi rendo consapevole che in me c'è un ego che vuole emergere, che vuole dominare non è che voglio dominare, sembra che sono un imperatore. Però quando c'è quell'ego che in qualche modo vuole guidare la mia vita, cerco di fare un passo indietro e di lasciare che le cose vadano. Perché tutte le cose che nella mia vita ho fatto mettendoci in mezzo l'ego, quindi mettendoci in mezzo anche il faccio questo per ottenere quell'altro, si sono dimostrate una catastrofe. Quindi anche per non farmi del male, cerco di fare quel passo indietro che mi permette di rimanere un sognatore, ma allo stesso tempo di portare anche a terra le cose, non perché il mio ego vuole farle, perché voglio sentirmi appagato, ma perché è proprio nella mia natura. E lì può sembrare molto sottile il confine, però ti preserva da tanta sofferenza, da tanta, come dire, da tanto dolore anche, perché tante volte il nostro ego ci vuole fare indossare degli abiti che non sono nostri. Io mi lascio la possibilità di essere infinite forme, perché io non so chi sono. Sono alla ricerca di chi sono da 30, più di 30 anni, adesso ne ho 37, metti che nei primi 2 o 3 anni volevo solo mangiare e dormire. Poi Sì. comunque il cosa farò da grande è una domanda che mi ha sempre seguito da quando ero piccolo. Però lascio che in qualche modo non siano le definizioni che mi do a limitare, ma neanche, nello stesso tempo neanche ingigantire. Quindi mi lascio essere semplicemente. Non so dove andrò, non so cosa farò tra 3 anni, tra 5 anni, so solo che voglio in qualche modo servire, dare la possibilità a quante più persone possibili di vedere la vita da una diversa prospettiva. Poi il come lo farò, quello non lo so, Ok, mi affido. Quindi è proprio l'affidarsi, l'affidamento totale, ma non affidarsi a un ente che non si sa, nel senso fidarsi anche della vita, fidarsi della vita. Io mi vedo sempre nel letto di morte, quando devo prendere delle scelte importanti, proprio mi immagino lì nel letto di morte che dico, ok, cosa sto rimpiangendo e cosa invece voglio veramente coltivare. Infatti i latini utilizzavano una parola, una locuzione, memento mori, e Tiziano Terzani, in un altro giro di giostra, parlava di, mh, di antiche tradizioni cinesi che usavano avere una bara in casa, dove si mettevano dentro per prendere le scelte più importanti. Ecco, io faccio un po' lo stesso shift mentale, cerco di immedesimarmi in me a 80-90 anni, spero, e dire, ok, cosa sto rimpiangendo? Ecco, lì vado. Quello che rimpiango vado, perché alla fine non saranno i milioni accumulati, non saranno le 500.000 copie vendute, non importa niente questo, è quanto hai donato, quanto ti sei amato amando. grazie Luca. Grazie. È veramente ispirante quello che hai detto. Siamo verso la chiusura. Volevo fare due domande, diciamo, prima di chiudere. Una, se hai un libro o una lettura che puoi condividere, oltre alla tua, al tuo libro, che chi si ferma si ritrova, che metterò poi in descrizione, perché non abbiamo avuto poi tanto tempo per andare su questo, però ehm, lo metteremo a disposizione per tutti lì in descrizione. Ma sul Lego, hai una lettura che consigli sul Lego che non sia troppo scientifica ma più, diciamo, discorsiva e più facile da capire? Ok. Allora, se dovessi dire un libro qualunque, ti direi proprio Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra. È stato per me il libro che mi Eh ha sì. proprio svoltato. Sull'ego specifico, perché ci penso? Perché non ho letto grandi libri che parlano di ego. È proprio un lavoro che ho fatto su di me, che magari ho sentito, letto in più pezzi. Aspetta, sull'ego. Tu ne hai qualcuno intanto? No, lo sai perché te lo chiedo? Perché una mia cliente me l'ha chiesto e quindi anch'io ci stavo pensando, ho detto non ho neanch'io un libro su questo e quindi
Guarda, facciamo una domanda a chi ci sta ascoltando, Ah, bravo. a quelle persone che sono arrivate fino adesso ad ascoltarci. Mettete nella descrizione, non nella descrizione, nei commenti di questo video, il libro che secondo voi ehm, vi ha colpito di più, vi ha dato di più su questa storia dell'ego. Perché è importante secondo me da capire, da analizzare. Io non ne ho, Luca non ne ha in questo momento, quindi mettete il titolo e magari riusciamo poi a trovarlo. Luca, hai qualcosa in più che magari non ti ho chiesto che volevi aggiungere Qualcosa da alla fine? dichiarare? Da dichiarare? Sì. Io volevo semplicemente raccomandare alle persone che ci stanno ascoltando, anzi, ringrazio te e ringrazio loro per essere arrivati sino a qui, di darsi la possibilità di essere imperfetti, di provarci, di giocare, di semplicemente sedersi ogni giorno, anche un minuto, colonna vertebrale ben eretta, consapevolezza dell'aria che entra ed esce dalle proprie narici. Se arriva un pensiero, un'emozione, tu cosa fai? La lasci andare, la lasci essere, rimani lì. Questo è il lavoro e chiudi con un momento di gratitudine. Quel momento di gratitudine attiverà degli ormoni come la dopamina e la serotonina che ti faranno innamorare di quel momento, ma allo stesso tempo ti aiutano a familiarizzare con degli stati più di gratitudine. Noi ci dimentichiamo la gratitudine per essere nati, per essere vivi, per poter essere in quest'epoca che con tutti i suoi contrasti è però favolosa, cioè noi possiamo parlare da parti del mondo, abbiamo una conoscenza immane, non facciamoci però travolgere da tutto questo e mi raccomando, questo è l'atto dal mio punto di vista più potente che possiamo fare, allenare la propria consapevolezza, perché in un'epoca che ci vuole rendere delle macchine, anzi noi siamo per molti già delle macchine, però c'è un problema, c'è l'intelligenza artificiale che copia quello che noi facciamo e lo fa molto meglio di noi. Per cui se non c'è la consapevolezza, se non c'è la coscienza, capisci e capiamo che non c'è più un posto nel mondo. Quindi allenarci a tutto questo, al sentire, all'ascolto, al non giudizio, all'osservazione, all'empatia, allenarsi proprio al vivere degli stati che ci portano a riconoscerci interconnessi con le altre persone, tutte le creature, per me è quanto di più bello possiamo realizzare. Bello, grazie. E tu hai un messaggio che vuoi lasciare? Stavo pensando appunto a quello che stavi dicendo e mi stavo riprendendo un po' il significato, insomma, stavo pensando al significato della vita per un essere umano, quando poi tra 5-10 anni ci saranno i robot di Elon Musk in giro. Io sono molto positivo in questo, quindi non vedo un futuro catastrofico. E stavo pensando appunto che la consapevolezza poi ti fa vedere la bellezza delle cose, no? Quindi anche la gratitudine. Quindi probabilmente l'essenza della vita, o questa poi entriamo in un topic veramente difficile, ma forse è proprio questo, essere consapevoli della bellezza, qualsiasi essa sia. Poi uno può dire, con tutte le guerre, con tutto quello che c'è, ma magari in futuro veramente l'essere umano riuscirà a vedere, sarà quello, magari questo è lo scopo, e in futuro, grazie a quello che le macchine prenderanno, sostituiranno tutto quello che noi facciamo adesso, così che noi possiamo essere più consapevoli alla bellezza che abbiamo sia all'interno che nella natura. Forse alla fine è tutto per noi, da godere. Questa è la mia idea. Almeno mi piace pensarla così, che sarà un futuro glorioso. Assolutamente, in un modo o nell'altro lo sarà. Poi, se non lo pensiamo noi, tu Luca che hai 37, io ne ho 33, che siamo le future generazioni che portano su questo pianeta, chi lo deve pensare poi, no? Il settantenne, l'ottantenne, oramai, come dire, loro non sanno neanche cosa succederà tra 10 anni. Vedo molto pessimismo in molte persone con questa storia dell'intelligenza artificiale. Nessuno in realtà sa cosa succederà, quindi anche l'esperto, neanche forse chi ha inventato ChatGPT saprà cosa succederà tra 5-10 anni. Quindi penso che se siamo vivi ci sarà comunque per forza qualcosa di buono, e siamo comandati da una forza più grande di noi, quindi quella forza più grande di noi sa bene cos'è giusto per noi. Quindi È vero. No, infatti concludo dicendo che non sottovalutiamo il bene che noi possiamo fare
curando il nostro benessere, curando la nostra integrità, perché inevitabilmente qualcun altro ne trarrà esempio e ne trarrà beneficio. Poi quella persona lì contagerà altre tre persone, è proprio una macchia d'olio. Si tratta di scegliere se essere parte della soluzione o essere parte del problema. Noi vogliamo essere parte della soluzione e quindi cerchiamo di utilizzare gli strumenti che abbiamo a beneficio di tutti gli esseri. Abbiamo fatto il nostro. Grazie Luca, e guardate i link in descrizione perché trovate gli apprendisti meditatori, che è una sorta di percorso mini per chi vuole iniziare a meditare. Guardate il suo canale YouTube, che lo taggerò, quindi Dai. lo vedrete subito. E per chi invece è rimasto fino a qua, veramente è un onore servirvi, quindi alla prossima, chissà che Luca facciamo una seconda puntata in futuro o ci vediamo di persona da qualche parte. Assolutamente, a me sembra di aver appena iniziato. Quindi Sì, è grazie, vero, è veramente, è vero. stato un onore. Ciao a tutti.